Correvano tempi difficili quando tutta l'Europa era in fiamme per le guerre napoleoniche, ma i valdobbiadenesi, con particolare assistenza della protezione divina, si impegnarono a riedificare con sontuosa magnificenza il loro tempio. Questo, in sintesi, è ciò che riporta la lapide di consacrazione presente all'interno del Duomo di Valdobbiadene, una chiesa in stile neoclassico a navata unica, consacrata il 13 ottobre 1816, che ha sostituito la precedente cinquecentesca. Tra le opere più antiche e pregevoli dell'edificio dedicato a Santa Maria Assunta possiamo citare l'antico battistero in monolite recante iscrizioni in carattere gotico del 1422, il cinquecentesco altare originariamente dedicato a San Bartolomeo con i suoi bronzetti, ora invece dedicato alla Madonna, e le 3 statue seicentesche poste sopra il timpano del pronao. Tra i dipinti abbiamo la pala dell'Assunta, posta dietro l'altar maggiore, di Francesco da Conegliano, detto il Beccaruzzi, ma anche molte altre, tra cui la Madonna in trono con bambino tra San Rocco e San Sebastiano, la pala dei santi Giovanni Battista, Girolamo e Antonio Abate, di Palma il Giovane, la disputa di Gesù nel Tempio di Claudio Ridolfi, San Venanzio che inneggia la croce di Ubaldo Oppi e San Venanzio Fortunato di Rosa Bortolan. Ma sono notevoli anche gli affreschi del soffitto e della lunetta sopra l'ingresso, ad opera di Teodoro Lucini. Le 2 statue dell'altar maggiore, rappresentanti fede e giustizia, presumibilmente dello scultore Casagrande, sono poste in opera nel 1867, donate dal cavalier Sigismondo Piva. Nel 1883 fu costruito il nuovo portone centrale in legno, in stile classico, mentre il bassorilievo sopra il portone d'ingresso è del 1886, opera dello scultore veneziano Augusto Benvenuti. La parrocchia di Valdobbiadene possiede anche uno stensorio in argento dello Scarabello e l'unico ritratto realizzato in vita di Gregorio Barbarigo da Rosalba Carriera. Il campanile, su disegno dell'architetto Preti, risale al 1767. La cuspide fu terminata nel 1810. Nel 1862, opera dell'abate matematico locale Follador, il campanile venne abbellito con una maestosa meridiana, all'epoca assai ammirata sia per le dimensioni che per la sua precisione. Duomo e campanile hanno subito i danneggiamenti della Prima Guerra Mondiale, che per un anno, dal 1917 al 1918, ha visto Valdobbiadene in prima linea austriaca, bombardata dal fuoco amico proveniente dal Monte Grappa.